buongiorno a te, buongiorno a tutti i tuoi, a tutti i tuoi telespettatori che poi fungono da radioascoltatori. Questa è una radio. Sono teleradioascoltatori. I teleradioascoltatori. Un bacio forte da Tommy Riccio, ben svegliati. Per noi è un onore averti qua, soprattutto a quest'ora. Esatto, lo sai che io sto qui, non lo so nemmeno, a questo stavo dormendo, sai come? Buongiorno a tutti, un bacio forte, che piacere, che bello, che spazio. Noi siamo contenti che tu hai accettato il nostro invito. Come e no? Stamattina vogliamo ripercorrere insieme a te non solo quello che hai fatto adesso, cioè tutti i lavori che hai fatto adesso, ma soprattutto fare un piccolo salto in quello che è stato veramente un pezzo di storia. Egli fu. Ma non è mai egli fu quello che hai fatto tu. No, mai, ricordati che hai fatto cantare e fai cantare, soprattutto a parte la fascia di età all'inizio di quando iniziassi a cantare, ma soprattutto i ragazzi che sono rimasti attaccati a quel filone musicale. Sì, perché io, sai, ultimamente ho cercato pure di avvicinarmi a qualche rapper. Visto. E quindi i giovani seguono molto questi qui. Come infatti ho fatto un pezzo 2 anni fa che è andato fortissimo con Gioca, che si chiama A mia strada mi imparate tante cose. Ma il CD dove sta? E il CD l'abbiamo messo all'interno, però ce l'abbiamo qua. No, io lo abbiamo volevo tutto perché qua. Magari volevi leggere qualche titolo? Capito. Ok, adesso abbiamo il balletto. Questa è la mascotta, questo porta bene. Guarda com'è serio quando porta. Entri in diretta proprio là. Eccolo qua. A comando tu, bro. Intanto lo facciamo anche vedere. Eccolo questo qua. è uscito da pochi giorni, prodotto e distribuzione Zeus Record, arrangiamenti di Danisi, gli autori un po' quelli lì che vanno oggi per la maggiore. Partiamo Benissimo. subito con la prima. Vai. Allora, Tommy Riccio fa Napoli Not 2022 e Tommy Riccio fa Napoli. Le similitudini di questi due brani. C'è più o meno l'argomento è similare. Esatto. È similare, solo che Napoli Notte è molto più definita nei dettagli, mentre Napoli è similare, perché che succede? Magari qualche autore giovane si va a scavare un po' Tommy Riccio, cosa ha fatto nel passato, e cerca di seguire un filone, un prosieguo. Tu sai, ognuno di noi, se riesce a crearsi un genere, gli autori si appoggiano già un po' a quello che sei tu, a come ti conosce la gente. Poi quando poi ci stanno cose che tu fai tutta un'altra cosa, tipo con i rap ho fatto proprio tutto un altro discorso, ma di solito è sempre una situazione che viene già dal precedente, capito? Fosse un continuo sempre di Napoli Notte. Un Napoli Not 2.0. Perfetto, esatto. Anche perché tu comunque in tutti i lavori che hai fatto, dal passato al presente, oltre al fatto che ti conosciamo per l'avvocato, in Coppa dell'Avvocato, di Corziero, Galinot, eccetera, eccetera, hai sempre descritto una realtà di Napoli. Forse per questo che anche all'epoca non esistevano i social, no? Anche per questo non sei stato mai poi fondamentalmente lasciato anche dalla fascia giovane, perché tu racconti le realtà di Napoli. Sì, perché ovviamente il locale notte è ascoltato dai giovani, sono canzoni da uomo. Poi io, ecco, siccome il mio successo è nato proprio con il sociale, con una canzone che nemmeno io mi aspettassi il successo, che Nuvola di Tante, e da allora, insomma, sai, tu prendendo quella strada e funzionando quella strada, abbiamo cercato di fare sempre un qualcosa che riguardava il sociale. Dopo Nuvola di Tante abbiamo fatto Napoli Notte, dopo Napoli Notte abbiamo fatto Un buon guaglione. E insomma, come mai avevi pensato che Nuvola di Tante non ti poteva dare le soddisfazioni che ti ha dato? Ma guarda, ha un testo fortissimo. All'epoca, guarda, quella lì, il titolo è fortissimo. Anche il testo? Nulla di Tante, però il testo in sé per sé parla di questa persona, insomma, che uno lo vede un burbero, però alla fine questa qui era una storia, era un'ingiustizia. Era una persona che era stata ingiustamente colpevolizzata di una cosa che non aveva fatto. Dici tu, vabbè, che se ne va la di Tante si presenta. No, vabbè, ognuno... Non si è presentato perché dice il tempo della causa, comunque 3-4 anni fa. Allora è questo l'intento della canzone, però ovviamente facendo un video
Mi ricordo con la regia di Maurizio Palumbo abbiamo fatto dei video pazzeschi. Dei video che descrivevano proprio la canzone. Mamma mia, che se la sta fa oggi. Allora che Maurizio, mi ricordo, mi fece lui un video, mi ricordo, disse no, tu ti devi fare un giro sulla Transalp, insomma, io venivo, siccome sono un ex meccanico di moto, allora la moto la guidavo. Però tiene proprio stile la Transalp. Quando stai in coppa a Chilo Transalp, tiene proprio, perciò si immedesimano. Pure quando hai fatto Napoli-Notte e ti hai fatto gira, e hai quella frase finale. Cioè chiaro. tu tocchi i cuori delle persone. Io credo che secondo me in ogni cantante, in ciò che canta, tu ci devi abbinare pure il personaggio, perché magari io avendo un poco questo viso un po' da Scarface, no? Un po' questa qui è fatta. Non visse lo scugnizza. È brava, questa qui è una cicatrice originale, non è che l'ho creata io. Fu un incidente con mio padre, io avevo 5-6 anni. Allora magari con questo viso, con la canzone, a Transalp, si è abbinato tutto o panettone, come si dice? Intanto invece poi nel nuovo lavoro discografico il mio sguardo è andato su una canzone in particolare, Solo per te. Ah, questo è l'amore. Noi abbiamo la dissociale, però ho fatto anche l'amore. L'amore c'è un pezzo storico che si chiama Come sia guerra, insomma. Vabbè, quella la tocchiamo dopo. Adesso se andiamo nel nuovo troviamo Solo per te. Solo per te, questo è un testo che mi ha fatto, la musica è mia e di Nino Danisi, ha fatto il testo Enzo Caratone e devo dire che è stato magico, veramente, veramente, veramente magico. Io tutti i giorni vi faccio i complimenti perché sono stato veramente arcicontento di questo testo che è bellissimo, bellissimo veramente. Andrea, la facciamo ascoltare un po'? Okay. Qua si parlava d'amore come quello che avevi annunciato tu prima, che tu tanti anni fa hai fatto Come sia guerra, che poi è stata anche riproposta, sei stato anche omaggiato da Gianluca Capozzi. Grande amico mio Gianluca Capozzi, grande artista serio educato, mi chiamò, disse Tommy ti fa piacere e ti no piacere, di più. Sai anche perché? Perché lui ti ha fatto un omaggio, perché a volte c'è confusione, no? È vero. Quando si fa oggi, io lo dico sempre, per chi mi conosce, altri colleghi tuoi mi conoscono, sanno come la penso, c'è una differenza tra omaggiare l'artista e rendere propria una canzone che ha fatto successo tanti anni fa di un'altra persona. Oggi si è persa un po' questo per esempio Gianluca Capozzi si è comportato, è stato diverso da quello che è un professionista, non capita questo, perché oggi tu puoi essere pure bravo a cantare, però devi essere anche un professionista internamente. La professione va sempre avanti, la serietà è dare a Cesare quel che è di Cesare, insomma, è importante. Io ho scritto tante canzoni per tanti cantanti e magari, ecco, a volte non sono stato citato, uno rimane male. E lo so, perché come l'hanno fatto con te, l'ha fatto anche con qualche altro autore che magari dice ma però, guarda quanta canzone ti ha già scritto, poi dopo hai fatto successo e me non ti si ricordato. Sì. Purtroppo capita, voglio. Ma prima dell'artista c'è sempre l'uomo, no? Quindi la colpa non è dell'artista, in tutto. E a essere tu che già essere un po' così e così per fare poi queste cose. Quella a volte dipende dagli insegnamenti, a volte dal figlio si vede chi può essere il genitore. Esattamente. Mi aiuta? Sì, mi è piaciuta tantissimo. Però anche se poi il figlio quando esce non è mai quello là. Oggi nel 2029 stiamo così. Esatto. Purtroppo dipende dall'educazione che ti hanno insegnato. Rispettare la gente è importante. Esattamente. Se rispetti vieni rispettato, se non rispetti non ti rispetto. Esattamente. E a volte anche se rispetti non vieni rispettato stesso, ma questo è un discorso molto più ampio. Esattamente. Intanto cagna e scagna. Ma ci muoio il TikTok. Certo. Cagna e scagna, ma tu non me ne non indica. Aspetta, arriviamo. Ciao. Sono appena le 12:13, allora, già mi ha finito di scherzo. Sei proprio io ma fa che fa. Da quanti anni fai la speaker? La speaker la faccio da 4 anni, ma non da retta speaker, io sono un'innamorata pazza della musica napoletana. No, tu fai da 4 anni la speaker, ma con me ci sta 44. Me l'hai detto pure mi imitavi. Perché tu c'hai un'esperienza che fa paura. Io ho capito quello che vuoi fare. Piano piano. Ma tu pensi che io vengo
speakerizzazione, io ero uno speaker. Lo speaker, però diciamo che io ho iniziato proprio da piccolo a studiare il canto, però sai, entrai nell'ambiente, c'è una cosa mia, però mi piaceva molto cantare. Penso 15 anni andavo dal maestro ai quartieri spagnoli, da Pianura partivo e pigliavo Pullman, ero piccolino, poi mi faceva a perdere da piazza Plebiscito sui quartieri. Poi iniziai con le radio. Ma tu le racconti queste cose quando fai trasmissioni? Nelle mie trasmissioni? Vabbè, quando fai una trasmissione di solito interagisce la gente, può sentire a Tommy Ricci e canzoni. E non è sempre vero, noi mo abbiamo finito ieri, abbiamo fatto 10 puntate con Taurino, no? E io stasera... Taurino ogni canzone ha raccontato tutto quello che c'era lì. Però ci siamo divertiti, cioè Taurino tu lo devi bella. dire, perché questa che hai fatto tu sono i sacrifici che ha fatto un artista prima di diventare quello che poi si è diventato. Ha gente che ti ama, o può sapere. Se per esempio Taurino ci ha raccontato che è stato pigliato sotto raccio, sotto galleria, fammi sentire come canta. La gente a casa può sapere. E queste cose qua pure a me sono capitate. E lo devi raccontare. E diciamo, Mimmo è più grande di me, però diciamo abbiamo passato la stessa prassi. Pure a me... sotto là ci fammi sentire come canta, esatto, sotto la galleria, vieni a cantare, vieni a fare un matrimonio, fammi vedere come va. Esatto, e li devi raccontare. Questo era, come si dice, quello che si faceva tanti anni fa, quando tu portavi un CD a una radio, un disco, io ti dicevo vabbè me lo sento e poi ti faccio sapere se può passare, cioè se lo sentivo prima, se non era non passava, punto. Quando stivano pure le radio libere. No, non ero come oggi che sai come funziona. Sì. Prima no, prima dicevo rimane qua, me lo sento, se cosa passa, se no vuol dire se non piace non passa. Punto e basta. E li devi raccontare queste cose. Questo, perché sono bei ricordi per te e bei ricordi per chi ti segue. Questo qua per chi mi segue non lo sanno, perché giustamente non sono dell'ambiente loro, però gli artisti che vengono dal passato come me, dal passato non perché fosse vecchi, io canto da piccolino. Allora qualcuno dice, quando anni tieni? Io canto che 3 È sempre un evergreen però, ve lo voglio dire. 16-17 anni. Forse i capelli non ho che ci varete però. Chi le capelli vanno a crescere? Ma tengo, è rimasto toccato qua. Comunque ti dicevo è bello. Poi che i fratelli Marigliani che sta uno di loro mi fa sciambazzare. Chi di loro? Io mi scordo uno è Enzo Rade dice Ciruzzo, ma non so chi è Enzo e chi è conosco. Allora Ciro è il bassino con i capelli bianchi, Enzo e zio Enzo è chi non ha senza i capelli bianchi. È un personaggio, che è lento. Esattamente. Occiolluogo. Esattamente. Fa morire a me, fa un personaggio. È il numero 1. Onestamente, sotto l'abito bianco il corpo tuo che sognavo da tanto adesso è mio e a così realizziamo su sogno che noi già da tempo suonavamo solo per noi. Ogni volta che tu litigavi con me si chiagneva perché non l'hai detto, ma facevo pensare che eri forte, ma poi in di notte moriva per me. È più bello per noi è più bello su suono per noi se ci sta una stanzetta e non letto soltanto, ci mettiamo la culla vicino e preghiamo ogni sera che arrivano figli. Non ti mettere scuola, se la luce ti voglio vicino, la carezza ne pochi sto bene o più bello di sta vita comincia con te, con il nostro popolo. 3 anni fa. 3 anni fa, bravo. 3 anni fa quella parla di... Allora, in da chiesa non ti fa sposare e poi l'abito bianco stanno spartuto. L'abito bianco è un augurio buono. Che bella, 3 anni fa. Hai fatto 2 volte l'abito bianco e tutte e 2 volte. Ma perché non vuoi capire? Che tua moglie è pazza. Ma non pazza chi bella, come belle mie Andrea mie. Ma questa 3 anni fa. Stupenda. Questa è targata 1995 dove stava pure sto venendo tu dico Itanendano. Come mi viene in mente, ecco qua, dopo questa qua tra mezz'ora si decide, 16 anni che stavi 13 anni. Allora questa qui è un bel messaggio, è un bel messaggio, basta guardare il video. Allora, Caroppo se ne vanno insieme, è chiaro, lui arriva pure dall'avvocato, però dice lo firma,
e parla con lei. Ma questa è anche una tua potenza, sai perché? Perché nei video che si fanno attualmente di solito la canzone non ci azzecca mai con quella che stiamo guardando, no? Invece quella veramente ti amo e se fai kiss. Invece tu l'avvocato, un coppa tu l'avvocato, ma gli te pinno per l'aria e se ne va. Erano come se noi stiamo guardando i film. Sì, prima era molto diverso. Ma tu, se ci fai caso, anche gli ultimi video miei che sono un po' su tipi cortometraggi, pure cerco di far capire la trama della canzone attraverso il video, anche se magari oggi le faccio con tante macchine, tanti ragazzi, però cerco sempre di spiegare il tema della canzone, perché attraverso il video perché si fa? Per far capire meglio la canzone. Ovviamente si fa un'altra cosa, tu la gente li distrai, è chiaro, uno deve seguire come un film, insomma, alla fine. Esatto, ci pensano che ho parlato con l'avvocato e belle buone, non si capisce niente, ci stava facendo Don Miricci a l'avvocato. Come uno che parla e parla a vuoto. Esattamente, esattamente. E poi c'è anche oggi bisogna mi farla, questa poi è andata proprio wow. Mamma mia, questa qui l'ho fatta io proprio il testo, la musica di Franco Lopiano, e questa qui io la scrissi per un altro artista, perché di canzoni briose così non ne avevo mai fatte. Come belle, vedi, stai raccontando. Non ne avevo mai fatte. E che è successo? Scrissi questa canzone a questo cantante che a lui si stava bene. E lui, siccome sai, le mogli a volte gelose, cose, certi, tu mi crei un problema qua. Si canta, c'è bisogno di fare la mano. Che si so credo veramente. Che con moglie già non è che sto tanto, certi a fare una cosa, lascia stare. Me la trovai a cantare, però non sapevo che magari può andarsi bene. È andata benissimo. Questa è stata cantata in Gomorra, a un piede Savastano, tante cose. Insomma. Vai Andrea, vai, è su TikTok, perché tu dica a fare? Ah, pure? Cioè, già lo so, dopo la mettiamo, sai quanti... Mamma mia. Ti tagli? Sì, certo che ti taggo. E secondo te non ti taggo? Secondo te? Invece vorrei sapere da te. Prima hai detto ho fatto una canzone, non sapevo che aveva questo successo, stiamo parlando del latitante. Una canzone che non avresti cantato mai, se potessi tornare indietro. C'è sta una canzone e dici, ma non si sapeva questa canzone, la cantava proprio. No, sai perché? Perché poi alla fine un disco comprende 10 canzoni, per cantarla significa che in quel momento mi sentivo di farla, se no altrimenti non l'avrei proprio fatta. Hai fatto quindi sempre cose che ti piacevano? Perché di solito sono cose che mi sono fatto sempre io in collaborazione sempre con altri. E mi ricordo i miei collaboratori forti, per molti anni, ci tengo a precisarlo, è stato Enzo Rossi e Enzo D'Agostino. Poi subentrò Antonio Casaburi. Oggi è tutto cambiato ovviamente, oggi i miei collaboratori forti che sono Francesco Francese, Nino Danisi, posso pigliare una volta? Sì, vai. Sono Colino Sarti, sì, li conosco. Sono Coppola, Gino Coppola e Stefano De Santis che mi hanno dato una canzone, Rolando Riera, Gennaro Scuotti, insomma... Gianni Luna, però vengo diciamo io tanti successi li ho fatti con Enzo Rossi e con Enzo D'Agostino. Oggi c'è il prosieguo, ma i successi proprio forti, gli anni 90, fine e metà 2000 sono di Enzo D'Agostino, Don Miriccio e Enzo Rossi, firmati. Allora, adesso andiamo sulla terza traccia di questo nuovo disco, sì. Che ti ho detto come mai ancora non me l'hai chiesta. Allora, tu non ti a perdere di questa canzone, sai perché l'avevo conservata? Un po' sociale. Esatto. Ecco. Sai perché ancora te la dovevo chiedere? Perché voglio sapere il... tutti i retroscena di questa canzone. Voglio sapere com'è nata, tutto fatto. Ok, ora ti spiego tutto. Io diciamo sono un buon restio a chiedere i feat, sinceramente. Io un solo feat forte ho fatto, lo feci con i Talentani, si canta ancora oggi, insomma non è morto più. Il feat è una canzone che deve essere fatta bene, se no non succede niente. Ci vuole il testo, ci vuole proprio fatto. Allora questo qua è nato con Anthony, che io... Il mio arrangiatore è Nino Danisi, come tu ben sai Anthony suona, Nino Danisi sta al pianoforte
quando vanno a fare i live. Allora stavamo scrivendo che io sono entrato alla Zeus per fare un singolo. Io te la per fare uno, volevo fare un singolo. Va bene, iniziamo. Allora è pronto così, dobbiamo solo passarlo nella sala. C'è roba che facciamo così, fai una nuova canzone. È un macello, non avevamo un pezzo, niente. E certo mi mettere sotto, ti dico a te, a pensare, insomma, cercare di non copiarsi, perché poi quando hai fatto tanti dischi, a voce gira e dici ma che c'è, allora devi cercare proprio di stravolgere, poi bene buono o malamente, comunque devi stravolgere. E mi ricordo che ebbi una chiamata Nino Danisi ed era Anthony. Allora, sai, sta pure la compagna amica. Oh, passami, sta poco, che si dice? E stiamo preparando il canzone. Vuoi fare una canzone che tu ci vuoi ti faccio figli? Lui attaccò, nacque subito, cioè, non so, l'accetta subito, immediatamente. Stavamo facendo un'altra cosa, capito? Vabbè. Sai, quando tu nasci, metti sta nota, e nasce questa canzone che e adesso ce Anthony l'ha l'ascoltiamo. cantata magistralmente bene. L'ho ascoltata. Lui ha un sacco di messaggi che gli stanno arrivando. Io voglio- super richiesto. Voglio mandare un bacione a Anthony che ci sta guardando e mi ha risposto: ciao Anthony, bacio forte a papà, fu bravo. Ok. E ci ha risposto. Cosa ti richiedono sulle feste di più? E con me Tommy Ricci in Goppi Fest. Goppie Fest, diciamo, sono molto diverse quando ci incontriamo. Però tras sempre come trasiva spontaneamente gente. Ah, sì. Cioè, tu pensa che io il periodo proprio forte, no? Il boom forte, avevo un sacco di impegni. Di solito per fare tanti impegni comporta tanto stress, non è facile. No. Io oggi capisco i giovani che fanno tutto so quello che passano, lo so benissimo. Mi ricordo che una volta avevo una festa di piazza in un paese, il giorno avevo fatto una decina di ristoranti minima, 10-11. Allora arrivai alla festa che mi chiamavano che era proprio tardi, tu sai, la festa quando venne chi la dice chiura da chiura, ma io stavo proprio tardissimo. Quando arrivai lì ci stava gente assai, per arrivare al palco, fatta fotografia, fammi un autografo, sì, finiva la festa. Che feci io? Certo, vicino a quello lì che mi accompagnavano, dissi: non ci distrai, sto dicendo una cosa, se questi te ne è bene. A voi che li lente nere, che fa? Sta operato. Allora, arrivai a questa festa, stavano tanta gente, allora si perdeva pure un minuto, era tardi. Che feci io? Scesi, pensi che era proprio io quello del momento, scesi, io ho camminato per mezza gente, mentre camminavo, cioè, se ne accorgevano che già si va a 2-3 metri. Io sono andato direttamente dalla gente sul palco perché era tardi, era chiusa la festa. Capito come arrivai a cantare, insomma, 4-5-6 canzoni. Vabbè, ci riuscisti. Passai per mezza gente. Belle però. Per mezza Quanto ti gente. mancano queste cose? Sta pandemia che ha combinato? Ma diciamo che ha cambiato. non è che mi mancano perché non è che fosse cambiato tanto da allora. Vabbè, però ma il fatto delle restrizioni, sti feste di piazza, sti Mo ti cose spiego lì. subito che mi ha cambiato a me. Ho perso l'abitudine. Cioè, mo sto rientrando pian piano, sai, come uno che cerca mo di fare, come dici, di nuovo di abituarti a quel giro di prima. Io ho iniziato le trasmissioni proprio qui ed era la prima trasmissione che ho fatto dalla prima pandemia. Pensi che io mi mettevo i scorni e dicevo pure buonasera, cioè io che vengo da facevo 144, 166 e ci fate televisione assai, cioè assai, infiniti, non c'è limite. E cioè, diciamo che piano piano si deve riabilitare Stai di facendo nuovo. rodaggio. Rodaggio. Esattamente. Esatto. Ti stavo chiedendo, mo che vai a fare le feste, perché mo è iniziato diciamo il periodo lavorativo. Sì.
E tu vai e ti sei preparato, diciamo, tra virgolette, una scaletta. All'improvviso la stravolgi. Quali sono le canzoni che ti cercano di più? No, si stravolge. Allora io dopo i primi pezzi canto sempre i nuovi. Poi dico, che vuoi sentire? Perché sai che succede? Che faccio tu fai 10 canzoni. Non ne azzeccate nessuna canzone che vogliono sentire loro. Dopo ne fai 30. Dopo non te ne vai più. Che cosa volete ascoltare? Allora, come siamo per latitante, Napolinotte, fra mezz'ora chiamano in assanzio l'avvocato, grazie mamma, pami, vadi, capito come funziona? Grazie mamma, hai avuto una richiesta, c'è Maradona che ti sta guardando. Ah, Maradona da dove? Perché ce ne stanno molti. Il papà di Rosa di Napoli, aiutami. Un bacio forte, Maradona. Che ti sta guardando Io e voleva questa leggere dedica. Pure che Leggiamo mi metti, pure. te li leggi tutti. Ok, allora. Antonia Dinolfi, un bacio, vita Sei il mito della musica, Salerno ti ama. Anna Nunez che dice bellissima la canzone Ciao di prima. Anna, Michele Fabrocini. Buongiorno e complimenti. Grazie Michele. Francesco Cutolo, un bacio forte, grande amico mio. Bacione. Vincenza Caniglia, super maestro Tommy, bellissima canzone, maestro, ti voglio tanto bene. Ciao Vincenza, un bacio forte forte. Sicura, ecco qua, poi ci sono ancora messaggi vocali che ti facciamo ascoltare. Tommy Niccio. Comunque un bacione da Giovanni di Acerra. Ciao. Mi conosce, sono la nipote di Nello Cinese. Ah, Comunque una canzone a piacere. Auticella, Vai. sì. Un bacio forte. Ciao Tommy, sono Nicola, mi conosci molto bene. È possibile sentire il brano A prima figlia mia? La prima figlia mia su YouTube, sì, perfetto. Ora la questa è troviamo, nuova. vai. C'è proprio il video ci sta. Lisa, buongiorno Tommy. Buongiorno. Sono Mimma da Pianura. Mi fai ascoltare un po' di Grazie mamma. Questa è una mia Sei un compagna. grande. Ti Non ci saluto, un sappiamo bacio. appiccicare, sei sempre pronto a perdonare, per te sono sempre che là che tu pa mano e sa portare, e ancora mo ti fa mano amico nuovo che per te non fa per me, si sta giocando e voglia scipare, non ti sentire lucca, pure cappotto a già te ne impressa ma già ritirà, e se più tardi possa fare, per forza già telefona per t'avvisare, la devi chiamare pure a tua mamma, Sì. grande simpatico. Ok, Come? dobbiamo leggere dei Grida. messaggi. Vai, a me, a lui, Ah, ok. Ci stanno mandando dei messaggi. Non si parla più, pure da vicino alla tavola si fanno WhatsApp. Ok, allora adesso ci leggiamo i messaggi. Intanto c'è a cinese, mamma di Giovanna Desio, che vuole Sì. un saluto da te perché ci sta guardando. Un bacione forte forte. Io volevo dire una cosa importantissima. Io stasera sono una volta qua. Lo so, io ti ho Sì. guardato la prima puntata. Dalle 22:45 sul canale 645 e TV l'altro- Campane 1. TV Campane 1, l'altro numero qual è? No, l'885 è solo la radio la mattina. Ah, solo la Il 645, che è guardato anche sul telefono, Sì. ovvero sul RTC, TV Campane come RTC Targato Napoli. Parte la diretta ogni puntata anche su TV Campane, quindi alle 22:15 quando inizi tu. parte la tua- 22:45. Ah, 22:45. E l'11 ok. mancano quarta a sera, a mezzanotte e una quarta. Napoli notte proprio. A notte e una cornetta. E racconta queste cose. 6, 45, 46 secondi. Poi dico che numero fa, per esempio? E quello noi già abbiamo un leggio. 10 manca 20, che numero è? Non lo so. Noi giù abbiamo un leggio dove sta vicino alla telecamera che ti fa vedere preciso 50, 50 euro, 57. Ci Tu fate guarda mai sempre caso, quello la là. verità. Guarda, là c'è il ragazzo con la telecamera e a fianco c'è un piccolo leggio. Tu ti regoli da là. Ma credi una cosa, non l'hai mai visto? Vedilo, guarda, non dopo mai sbagliare, è nero che è numero russo. È grosso, eh? È abbastanza Allora, grande. devo dire per forza. Vabbè, capace che l'emozione la prima puntata troppo tanto ti è. I marigiani sono stati sempre in campo. State sempre Pensi che organizzati. loro tanti anni fa, quando io feci la canzone Napoli Notte, loro fecero proprio una trasmissione che si girava di notte, si chiamava proprio Napoli Notte. Napoli Notte, ma quanti anni fa, mamma mia. E come tu hai detto prima che parecchi Mm. autori si sono scordati di te, ci stanno pure parecchi artisti che si sono scordati loro. No, autori, no, scusate me gli autori, no. Qualcuno Anzi. che ha fatto, ecco, No, niente, fatto niente. successo come il fatto che l'hai raccontato prima. No, quelli lì che io Alle quali tu hai no, scritto, io hai no, fatto. no, i cantanti. Esatto, i No, cantanti, bravi, gli autori che
che sono andato alla ribalta, ho citato che Esattamente. ci tengo, Enzo Russi, E poi ci sono D'Agostino. cantanti come te, prima si sono scordati di te, no? Poi dopo. No, oh, no, assolutamente. Allora, a volte capita che io dico sempre gli autori, perché mi è capitato pure a me scrivere per tutti, e sai, quando non si citano gli autori, Esatto. uno pare che rimane male, dico, Esatto. perché la canzone diventa come una figlia. Perché tu mi hai fatto la domanda, che ne pensi tu di quelli lì che fanno la cover, La cover, e esatto. magari dicono che è loro. Esatto. Quella è la cosa più Brutta. antiprofessionale che possa esistere. Esatto. Per esempio, a volte mi ricordo con la Titanic di me ancora non si sapeva chi era. Cioè, l'ho scritta io insieme a Enzo Rossi e Ferrucci, ci tengo a precisare. Vuoi chi le api, chi le api, chi le api. Gli api io. Esattamente, è bravo, come hai detto, citavi, a volte rimanevano male, anche con loro a volte succede così. Però chi fa questo, chi canta, chi fa una cover e dice che secondo me come uomo non te ne va È niente. finito. Sì. Andiamo ancora Allora. sul disco nuovo, perché c'è un'altra canzone che non ti abbiamo ancora chiesto, ed è Separammoci. Un bacio forte, grazie, una gran bella canzone. E poi da questo filone romantico, no? Sì. All'improvviso troviamo un Tommy Riccio che fa una fitta, perché oggi si chiamano fitta, Sì, no? ne ho fatto due di questo tipo qua. Esattamente. Io qui vedo che fa. Che fa con Rocky? Ma mi vuoi cambiare stile? Rocky, sai che cos'è? Io diciamo ho scoperto che questa musica qui piace molto ai piccolini, giovanissimi. Poi tu sai che il rap si sta portando molto, è molto di moda, e cerco giovani, non mi va a capigliare rap conosciutissimi, insomma, che fa milioni di visualizzazioni, li prendo proprio da zero. Il primo pezzo che mi ha fatto fare altri feat con i rapper è stato con Gioca. Con Gioca, che diciamo proprio la Zeus diceva no, volevo uno famoso, però a me mi piaceva come cantava, Come interpretava. come interpretava, come scriveva. Alla fine ho avuto ragione io, perché il video ha fatto quasi 10 milioni di visualizzazioni. A strada mamma tanta cosa. E quest'anno loro mi hanno chiesto di fare più rap. Io ho un nipote pure che fa rap, e infatti sta pure lui nel CD. Sì. E un altro è Rocky, che è pure in produzione Zeus Record, questa canzone che l'abbiamo fatta io, Nino Danisi e Francesco Francese, che è bellissima, molto nuova, con un Tommy Riccio, capito? Molto nuovo, alla Tommy Riccio sempre. Però. Hai capito anche qual è se la noi cosa? ce l'ascoltiamo, però io ti vedrei anche accostato a Jolier. Magari, però Jolier penso che è Perché impossibile. ha fatto all'inizio e canzone a modo tuo. C'hanno, Ci dopo secondi. Esatto, sta sul tuo stile. C'hanno contratti nazionali, è impossibile. E mai dire mai nella vita, tu sei sempre Tommy Riccio. Va bene. Già è stato fatto questo video, perché se è stato fatto ancora oggi. Ah, io non vedo l'ora di dover andare su. No, allora di Via fa. questo disco qua ancora nessun video, stiamo preparando la scenografia del pezzo Tu non ti a perdere con Anthony. A momenti esce prima quello, e poi ci sarà Separammoci, il video, e questo qua sicuramente 100-100. Non vedo l'ora di Sì. vederti calare in questi panni. Sì. Ma già c'è qualche altro video in questi Anche panni. perché, però, perché qua sei Ci sta il rimasto video- proprio tu. Ci sta il video che c'ha pure tipo Campane. A strada mi ha imparato tanto, Vabbè. già sto calato in questi panni. Ma questo qua è ancora un po' più particolare. Sia ancora più... Esattamente, perciò non vedo l'ora di vederti in questi Sì. di panni. Io vorrei mandare un saluto, se non mi dimentico, a Marco Romano da Palermo, amici mi stanno guardando, Angelo Romano, fratello mio, un bacio forte, un saluto a Salvatore Ciccarelli con la moglie Maria Giampaolo, Enzo Lucarelli e Rosa, Carlo, insomma tutti gli amici miei che mi stanno guardando attraverso, abbiamo un gruppo, tutti Un sacco di gruppo, ho visto. Salutiamo anche Fiorello Mario che dice grande Tommy Fiorello Riccio. Mario, un mio compaesano, un bacio forte. Ciao Fiorello. Sossio Vitale ci fa un saluto a tutti noi camionisti. Sei un grande a noi camionisti, ci fai compagnia nei nostri viaggi di Un notte. abbraccio forte a tutti i camionisti, andate su YouTube, c'è il mio nuovo disco Metropolitan.
Eccolo qua, dopo lo facciamo vedere. Salutiamo anche Raimonda Perrella e Ferdinando Giordano da Torre del Greco che ci stanno guardando, poi ci sono tutte le persone. Adesso dobbiamo andare con l'ultimo brano, Ok. e poi dobbiamo salutare. Sì. Quindi l'ultimo brano lo prendiamo sempre dal Sì, nuovo sì, lavoro sì, discografico, e l'unico che non abbiamo ancora preso è, eccolo qua, era questa l'abbiamo fatta, questa l'abbiamo fatta, Lourdes Mavoto. Io ho visto che tu hai aperto con una canzone d'amore, sei più tratta da questi pezzi. Ni, No, ni. Ma un pezzo mi deve, io sono il pubblico, no? Ok. Un pezzo mi ha da tra sì. La puoi fare anche d'amore e poi si dice, Maro, Ok. mi è coppa tangenziale a Esatto. bascio. No, lascia Oppure una dice, Maro, com'è bella, già più stile già cantare. ora ti faccio ascoltare un altro, va bene? Sono sicuro che sarà il tuo caso. Questa qua, le misenate volta la bascia. Hai ragione. Senza chi sto qua, no? È come un professore che andene... Però tiene cava. Vabbè, Ancora, sì, vediamo un po' meglio. tu là... Io qua vedo meglio. Ah, tu vedi meglio lontano, e vedi meglio vicino, tutto il contrario. Tutto a Sei posto, un siamo a sei un parare. personaggio, bravissima, ti devo fare i complimenti, ma già appena ti ho visto quando sono venuto a città a posto. Grazie, grazie. Perché poi ti fa l'ospite, ti fa pure la trasmissione, che aveva un macello, capita spesso di questi periodi. Ma forse siamo d'accordo perché io, ecco, sto qui, ma io sono uno che mi piace la canzone, Bravo. che per me non Sì, esiste. ho visto. Allora, Andiamo. Lourdes Mavoto, Lourdes Mavoto, c'è Lourdes Mavoto che... È Lourdes Mavoto? No, Lourdes Mavoto che faccio cattivo, poi non faccio più, faccio bravo. Allora, di Gennaro Scuotto a Rienzo Dommiriccio, Lourdes Mavoto dal mio nuovo Metropolitan, ragazzi, su tutti i social, Dove lo possono acquistare? questi in tutti i negozi. Tutti, Prodotto dalla Zeus Record? Tutti e su tutti i social dove vendono la musica potete prendere quale canzone vi piace. Noi abbiamo passato Non ne vale la pena l'ultima volta. Tutte. Tu non ti a perdere fit con Anthony, innamorato fit con M22, Cagna Scagna, che fa fit con Rocchi solo per te. Tu sei forte, che sei pure forte, poi la farei ascoltare tu, stasera rapimo che tu sei forte. Sei Param, c'è Napoli. Ok. Perfetto. E la dobbiamo dire questa cosa, e anche se Ciro Marigliano che ne capisce di musica da sì, hit, ma se param, ma che se le fa? Sempre. Sicuramente. Allora io volevo, per qualsiasi contatto Dommiriccio, vi do un numero telefonico che magari qualcuno si voglia... Se io voglio chiamare, Bravo. se mi voglio sfrenare, Questo è un numero per contatti artistici. ricordiamo. Allora 331 487 0176, 331 487 0176. E sulla pagina tua di Instagram Tommy Allora Riccio Instagram 1, Tommy-Riccio 1 con il bollino blu, potete mai sbagliare, TikTok uguale. e ci sono là i numeri dove ti possono contattare. Riccio 1, TikTok, Instagram, e pure la pagina su Facebook Tommy Riccio con bollino, quella è una pagina.